Oggi più degli altri anni onestamente, perché è una cosa che ci tenevo, l'avevo già sognata lo scorso anno, eravamo quasi pronti, però purtroppo per un discorso di tempi non si riusciva a portare qua i paracadutisti. Quest'anno ci sono riuscito, ero un po' in impressione onestamente perché speravo che tutto andasse bene, così è stato e quindi c'è stato un bel inizio. Ma l'emozione, una cosa nuova sicuramente tira l'attenzione di tutti quanti. Diciamo che qui a Corso Martino non erano mai arrivati sotto questa veste, quindi nell'inaugurazione della mostra, e per me lo è stato sicuramente, e penso per tutto il pubblico, una bella sorpresa, anche perché fino a qualche giorno fa nessuno lo sapeva. Ma le novità, ce ne sono parecchie di novità. Abbiamo il trekking a cavallo, abbiamo poi un raduno di trattori con una gara anche di aratura. Abbiamo le nostre solite iniziative che sono il trenino, il 4x4, l'elicottero anche di sera, abbiamo diverse degustazioni, quindi chi viene qua a Corso Martino all'interno dei nostri locali sicuramente non si annoia. Beh, i miei ragazzi sono fantastici. Allora, se qualcosa tra virgolette devo rimproverare è che mi hanno rieletto come presidente, cosa che io non volevo fare, perché sono dell'idea che ci vogliono sempre nuove idee, persone nuove. Mi hanno dato questa fiducia, ho accettato questo incarico e devo dire che fare il presidente qua alla Pro di Corso Martino non è affatto difficile. Con una squadra così si ottengono i risultati e con estrema facilità. Il Prosecco resta la prima denominazione al mondo e si consideri che il miliardo di bottiglie tra DOC e DOCG oggi ci permette di dire che una bottiglia di bollicine su 3 nel mondo viene dai nostri territori, e questo ne dà una dimensione. Il Veneto dell'enologico è un Veneto che pesa moltissimo, basti pensare che solo l'export vale 2 miliardi e 8, ovvero il 36% dell'export nazionale. Noi come provincia di Treviso, o meglio scusi, noi come Veneto esportiamo il controvalore superiore all'Australia e al Cile. Questo dà una dimensione di quanto sia grande e forte il vigneto veneto. Ecco, la mostra di Col San Martino di fatto apre la stagione turistica. Che estate sarà per le colline? Beh, tutto è direttamente proporzionale a quello che è la risorsa idrica, perché comunque ricordo che l'uva vive di acqua e quindi noi siamo molto preoccupati del tema dell'acqua. Adesso è in corso un Consiglio dei Ministri, speriamo che ne escano delle misure. Ovvio che poi c'è anche la speranza che inizi a piovere, visto e considerato che la siccità che stiamo vivendo quest'anno non è una siccità normale. Beh, sicuramente un'importante realtà del nostro territorio, ovviamente ci fa sempre onore avere associazioni così impegnate, così attive per il territorio, per cui insomma la Parrocchia di Col San Martino è da sempre una garanzia. Non a caso appunto oggi abbiamo inaugurato la mostra più longeva di tutto il Conegliano Valdobbiadene, quindi il mio complimento va sicuramente a tutte le Proloco, ma soprattutto alla Parrocchia di Col San Martino e a tutti i collaboratori e al Presidente per l'importante impegno che ormai portano avanti da diversi anni. Un fiore all'occhiello, direi, come ho detto anche questo è il nostro giardino dell'UNESCO, qui c'è la storia del Conegliano Valdobbiadene, su questi muri si respira appunto quello che è stato in questi anni l'attività che ci ha portato anche ad essere riconosciuti patrimonio dell'umanità, e quindi è sicuramente un orgoglio per tutti noi. Beh, ovviamente è una grandissima emozione, una grandissima soddisfazione, in particolare per quest'anno in cui l'annata è stata così difficoltosa. È una grande emozione. Primo perché questo premio è un premio importante per Col San Martino, proprio perché è dedicato a Enrico Giotto, che noi tutti insomma ci teniamo a ricordare ogni anno, e è una competizione, se così le vogliamo chiamare, proprio tra le basi spumanti che vengono prodotte proprio a Col San Martino. E poi proprio perché la base spumante è proprio il prodotto che poi darà il vita nel prossimo futuro a tutte le spumantizzazioni, quindi per noi è proprio un gran riconoscimento aver vinto un premio con questo prodotto.